A spasso! L'Emirati Arabi Uniti. Non è facile di attraversare l'eserto come li facevano gli arabi nomadi di tempi passati. Chi l'aspetterà o ha di adore da re da prossimo dombolo di rena? Un miraggio o un'oasi? L'imparerai se tu ci accompagni in un paese che sbucciò da rena come per magia. Il territorio degli Emirati Arabi Uniti si estende da un nord a ponente della penisola araba, ai frontiere con l'Arabia Saudita a un mezzogiorno e a ponente e con Oman a levante. Il litorale di un nord è a taglio di un golfo Persico. È particolare la geografia di questo paese, che per più si trova in un deserto di Rub al-Khali. È il territorio più grande del mondo coperto a arena e originario copre un strato isale. O Stato sparse sul territorio per via di un mare, creando l'isola artificiale Palm Island. Sua città da barriere di scoglie sono chiamate l'8ª meraviglia di un mondo. Gli Emirati Arabi Uniti sono composti da 7 emirati, ognuno è governato da un emiro. Lo Stato federale è diretto dal presidente, l'emiro dell'emirato più grande, Abu Dhabi, che è di nuovo il nome della capitale. Si può divertire uomo secondo giochi gli piace, stazione di bagni, città moderni con i grattacielo e moschee antiche, bazar orientali e parchi d'animali selvatici. Accoglie il paese fino a 9 milioni di turisti all'anno. Gli Emirati hanno la premura di mantenere tradizione con la cultura araba. I nativi si conoscono ai urbani tradizionali. Per essere semplice, la storia degli Emirati si può smezzare in 2 epoche. Non la scoperta di un petrolio ci stavano i beduini. Per più facevano i cameli e le capre. Tutto cambiò quando lo sorse il petrolio in parecchie parti del paese. I rivenuti dall'oro nero assicurarono la ricchezza degli Emirati che tanto non ebbero più pensiero per l'indomani. Dice a gente di là è muovato per un meglio e è avuto più che ciò che noi vogliamo. L'ambiente di bazar levantini è speciale e fa parte della cultura araba. Corrono notizie di un luogo e si conosce l'ospitalità levantina con i mercanti. Un tistonasso offre una tazzinetta di caffè arabo muscadello e una adara. In un levante sono i benvenuti i visitatori. E vedrai i magazzini con spese delicate in un garuglio stretto. E mettono da perfumare i piatti nazionali che per più sono cotti a uovo come prima. Se tu vuoi comprare un duello, vai pure in un succo dell'oro. È un mercato in dove lo si vende a un peso l'oro. Più pesa il duello, più è caro. E Berule hanno un posto particolare in Emirati. In tempi lontani, la ricchezza degli emiri veniva solo da Berula, che li buscarono i pescatori, ciutandosi in un golfo Persico. Si vedono l'uso di beduini in un sport, o dire all'arco e a falconeria, ma l'avvenimento più prezzato è a corsa a camello. Le corse di uatelli di esercito si fanno all'uso di un sport professionale. Sono capaci a correre fino a 75 km all'ora i cammelli, e i cammelli possono andare anche di più in furia. Un animale così, con un bello pedigree e una lista di vittorie, costa un prezzo scemo. Può costare un cammello vincitore fino a $1 milione. Si può guadagnare questa somma con il primo premio di Coppa del Presidente degli Emirati. Il secondo o il terzo è una vittoria o una sciabola. Passando per Sigarudi, vedrai subito che il livello di vita degli Emirati moderni è alto assai. Abu Dhabi è la capitale culturale e economica degli Emirati. Il sheikh Zayed Mosque è famoso in un mondo usano per un tappeto che pesa 47 donne. Fanno più di una migliaia di desideri a realizzare questo lavoro artigianale miracoloso.
A chi gli piacciono le pitture, che luoga in un museo di pitture di Agabidale. Se tagliarama di parte per un safari, ben burro in un barco arabo di animali selvatici in l'isola di Sirbaniyas. So più di 15.000 animali lageli accampati. I visitatori di riserva non potranno forse mica da mangiare un gatto bardo, ma potranno vedere la giraffa in faccia a faccia. Se tu vedi una barca all'orizzonte, non crede mica ai tuoi occhi. Forse non è un battello, ma l'Hotel Burj Al Arab. S'assomiglia a un battellone da manto ed è uno dei simboli di Dubai. Puoi comprare una pietra galamita in forma di battello con la figura dell'hotel Nantu in tutti i magazzini. Non è solo un luogo prezzato Dubai. Abbiamo di noi la città di un grattacielo. C'è stata una vera mossa di costruzione da poi 30 anni. I turisti stanno bocca aperta vedendo questi palazzoni alti di più di 200 metri. Il grattacielo più alto del mondo fa 828 metri. È un complesso Burj Khalifa, alzato in un terzo millennio. Non si può credere, in suo paese, in dove la può crescere fino a 50 gradi di temperatura, di colpo si mette a niwa. Sarà un miraggio? E no, neve davvero, ski Dubai e a sola stazione di ski di un Medio Oriente che non è stabilita ora. A quando entro ti ne scordi subito che lo gelo eserto e il sole vora. Qui si può fare lo ski, lo snowboard o semplicemente tirare e balle di neve. A chi gli piacciono i musei troverà da va. Sharjah è conosciuta di modo ufficiale come la capitale culturale di un mondo arabo. Ed avete a tutto conto un museo di civilizzazione musulmana, con oggetti antichi di vita e di cultura. Ed avete di noi una carta invertita di un mondo incredibile. Fu assestata migliaia d'anni fa dal geografo arabo Sharif al-Idrisi. Questo luogo è parte di un mondo di modo particolare. O mezzogiorno è in cima di carta e il ponente a diritta. Ora che hai imparato assai in conto su paese fantastico di Levante, è ora di vado a Ligia ed andare a vedere da Bette. È ora di dirci a Bedegi, ma ci troveremo di nuovo da qui a poco. Tanto, in un prossimo episodio, vi parleremo di un altro paese. Ecco che le compiamo a spasso. A presto!